Siamo in piedi e iniziamo la celebrazione con il canto numero 114. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Allo immortal Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nei cuori festanti del regno dei cieli, nel mondo redento dal Figlio di Dio, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Credere in Cristo non è stato facile per i suoi discepoli. Oggi sentiremo l'incredulità di Tommaso, ma è stata salutare, perché l'incredulità ci fa comprendere infatti che sono beati coloro che crederanno senza aver visto, e ci apre all'umile richiesta: Signore, accresci la nostra fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori, invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio di eterna misericordia,
che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo i purificati dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano di Dio e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grandi apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, che quanti possedevano campi portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore per il suo amore per sempre. Il suo amore è per sempre. Dica alla casa di Aarone, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rende il Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scassata dai costruttori alla pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera, carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. È stato generato da Dio, vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E
chi è che se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, non è lo sapete perché è la Dio. Grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Venuto quelli che sono. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non erano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Seconda domenica di Pasqua, detta anche in Albis o della Misericordia. Ogni domenica celebriamo la Pasqua del Signore. Ripensiamo al sangue che ci ha liberato, allo Spirito che abbiamo ricevuto e quindi in modo particolare al battesimo che è stato la nostra comunione col mistero pasquale. I profeti chiamarono il Messia principe della pace. I profeti per una pace senza fine avrebbe caratterizzato il suo regno. In occasione della nascita di Cristo, gli angeli del cielo proclamarono la pace agli uomini di buona volontà. Gesù stesso dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come la dà il mondo. Sul Monte degli Ulivi, contemplando la maestà di Gerusalemme, Gesù, con le lacrime agli occhi e col cuore gonfio, rimproverò il suo popolo. Se avessi compreso anche tu
in questo giorno la via della pace. Sì, la pace è il dono apportato dal Redentore. Egli ci ha procurato questo dono per mezzo della sua sofferenza, del suo sacrificio, della sua morte e della sua risurrezione. Paolo afferma: ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue di Cristo. Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè di inimicizia. Quando risuscitato dai morti si mostrò agli apostoli, Gesù offrì loro innanzitutto la pace, prezioso dono del risorto. Quando si mostrò a loro, disse ai suoi discepoli: pace a voi. Vedendoli spaventati e sperduti, li rassicurò dicendo loro che era proprio lui, risuscitato dai morti. Ancora pace a voi. Gesù ha voluto fare questo prezioso dono del riscatto, la pace, e l'ha fatto non tutti quelli che avrebbero creduto, questi privilegiati che credono all'amore. Dammi, Signore, inviò gli apostoli a proclamare il Vangelo della redenzione in tutti i paesi del mondo, dando loro il potere di portare la pace dell'anima per mezzo dei sacramenti del battesimo e del pentimento, per mezzo dell'assunzione. Cristo soffiò sugli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno perdonati, e a chi non li rimetterete non saranno. Grande pace, grande misericordia per chi ama la tua legge, o Signore, e per chi osserva la tua parola e si rende sempre vicino a te. Che brevemente ci devono far riflettere e chiedere: anche noi siamo propensi a compiere, ad agire come i primi cristiani? La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Chiunque è stato generato da Dio viene nel mondo, e questa è la vita. Vinto il mondo, la nostra fede. E nel Vangelo i discepoli gioirono nel vedere Gesù, ma al primo giorno non c'era un discepolo, Tommaso. 8 giorni dopo, quando Gesù entra a porte chiuse per incontrare gli apostoli, c'era anche Tommaso. E Tommaso vede Gesù e che lo obbliga con un dito a toccare dei suoi piedi e del suo costato.
Formula breve della professione di fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, Signore, con il nostro aver patito per il giorno dando in mia carne. Sorelle, il Signore risorto mostra dei piaceri di ieri e di oggi a ciascuno di noi per dirci che la fede esiste ore. Diciamo, Signore, Ascoltaci. per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il loro servizio alla Chiesa sia una continuata testimonianza dell'amore misericordioso di Dio. Preghiamo. Signore, ascolta. Per la pace delle nazioni, la concordia prevalga sul rancore, la mitezza estingua la violenza. In virtù del sangue prezioso di Cristo, sparso per tutti, cada ogni barriera di peccato. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per gli smarriti nella fede, la luce che risplende sul volto di crocifisso di speranza e illumini le aspre e a volte disperate traversie della loro vita. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per la nostra comunità, il Signore crocifisso e risorto, vivente nell'Eucarestia, ci conceda di riscoprire il privilegio di essere credenti e di ravvivare la bellezza della fraternità. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Signore Gesù, che sei pace e perdono per chi crede e ama, degnati di raccogliere le nostre suppliche che deponiamo umilmente nelle tue sante mani e nel tuo cuore trafitto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Umili e pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo in presenza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo e di questi tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salute. Sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché resi degni di stare alla accolto. Ti prego, la compia il Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, di Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni